Mandi, l'1 di maio 2020 ho improntato anche voi con la storia di Anion Kovas e Jacum dai Zeis. Pronti? Via. Jacum, un eioibe, dopo aver fatto marchiata a Udin, ha lelata a mangiare una bocchiate a aquile nere. In che trattorie di via Manin, accettava sempre gli avvocati che tornavano dal tribunale e che, pur di fare una bella ridade con lui, gli pagava in volentieri di bevi. Che ioibe, Jacum aliera in vene e al tegni banco li suoi contes fin li squadri dopo di misdì. Alla mangiata e bevuta, senza spendi un centesimo. Torli squadri a mese, taccati il mus, anche un po' pontato, al si decide e chiappa la strada di chiase. Ma arrivata a Puzzui, il tempo l'ha attaccata a bruntulà e subito a gottà. Jacum aveva voglia di tornare a chiase dret, ma arrivata a Mortean ha scognut fermarsi. Lì ha scominciata a sglavinare. Mettuto il mus a barret sotto un puarting, via te ostaria aspettare che il finisce di plove. Torli svot, il tempo aveva bonato. Jacum, con fadia, all'arrivata a montare sul chiar, per via che aveva continuato a bevi. E via tal massons di corse, scoreante le bestie. Arrivato a chiase, smontato dal chiar, alla fatto una biele marcule, poi alla mettuto il carattere arie e il mus testale. Barcolant, un po' che trabastiant, si direi sviarsi la chiase. Sulla parte, lo stava aspettando la femmina sante. E vi udinlo in che stato i domande. Or poi Jacum, in che stato che tu sei ridotto sgnat, ma c'è mai? Ah, colpe de aghe, al barbote Jacum. E sante, conti le giuste, non hai mai sentito che le aghe fasi mal? Possibile, sì, proprio sì, alla scominciata a Gotà a Puzzui e a Mortean. Poi venivano io gli spisandris dal cielo, aghe di tutti gli sbandis, e così ho sconosciuto fermarmi a ripararmi tutte le ostarie. Vi ho detto mo, se la colpa non gli è de aghe. Mandi.